Gloria a Dio. Il pastore James non ha i capelli, ma è giovanissimo. James è una benedizione del Signore, no? Noi abbiamo iniziato quest'opera insieme, no? Che loro abitavano qua a Venezia all'inizio, quando io sono stato nominato come pastore di questa chiesa. Il pastore Marco e la pastore Eliane sono stati trasferiti a Torino, no? E noi siamo rimasti qua, vero? Siamo rimasti qua e abbiamo fatto tante cose insieme. Tutti i fratelli che sono andati lì a Verona erano qua, no? Buona parte di quei fratelli che sono lì, la famiglia di James, Leandro, no? E noi abbiamo fatto tutto questo qua, abbiamo sistemato questa chiesa. Tante volte noi siamo rimasti qui fin tardi lavorando, no? Finiva il culto di domenica, ti ricordi? Finiva il culto di domenica, noi cambiavamo i vestiti, le nostre mogli andavano a casa, mangiavano e portavano il mangiare per noi restavamo qua fino alle 8, alle 9 di sera lavorando e loro prendevano la macchina e tornavano a Verona, arrivavano lì sera tardi, no? E l'altro weekend era lo stesso, no? E siamo andati avanti così per un bel po' di tempo. Dopo che abbiamo inaugurato la chiesa, siete andati avanti cosa? Per altri 2 anni, 3 anni. Per altri 3 anni, avanti e indietro, ogni weekend, no? E dopo è arrivato il giorno che il Signore ha detto, dai, è tempo di iniziare l'opera lì a Valeggio sul Mincio, no? E sta andando benissimo, il Signore sta benedicendo lì, le persone stanno conoscendo il Signore attraverso la loro vita, no? E il Signore ha dato a lui un compito bello pesante. Lui è diventato il presidente della nostra chiesa, no? È il responsabile della CCMI in Italia, no? E noi siamo contentissimi con il lavoro che lui sta facendo, no? Con tutto il consiglio direttore. Il Signore sta benedicendo e noi possiamo vedere che il Signore farà delle grandi cose con la nostra chiesa, non solo a Venezia, non solo a Valeggio, ma in tutta l'Italia, no? Il Signore benedirà e questo ministero crescerà, perché noi crediamo che è un ministero che è nato nel cuore del Signore. Amen. Fernanda, dacci un Amen. Voglio salutare la Chiesa con la pace del Signore e dire che veramente sono contentissima di essere qua. Ieri quando parlavo con la Lorenza dicevo che voi avete partorito noi, perché noi siamo usciti da qua. Allora, grazie a tante preghiere vostre, l'opera del Signore sta andando avanti. A volte non vediamo la dimensione di come Dio sta lavorando, ma sapete che Dio sta lavorando attraverso la vostra preghiera, attraverso il vostro digiuno. E oggi veramente il mio cuore è pieno di gioia. Io ho visto una chiesa che prega. Si sente lo Spirito Santo, quando tu entri alla porta, tu senti lo Spirito Santo che è qua. Amen. Continuate avanti, anche se ci sono delle difficoltà, delle cose che succedono nella nostra vita per togliere questa fede nostra, ma continuiamo avanti perché Dio ha dato a noi un compito e noi siamo capaci di portare avanti questo compito che ha dato Lui a noi. Amen? Amen. E adesso sentiamo il pastore James, quello che il Signore ha messo nel suo cuore, no? E quello che il Signore parlerà attraverso di lui. Alzate le vostre mani, no? Preghiamo per il pastore James. Padre Santo, nel nome di Gesù, noi ringraziamo te, Signore, per il privilegio di stare nella tua presenza. Ah, come meraviglioso. Noi diamo grazie a te, Signore, perché tu ci hai portato stamattina il pastore James qui, Signore. Noi crediamo che tu ci parlerai potentemente al cuore stamattina attraverso la sua vita. Usalo, Signore, con autorità e potenza e parlaci in modo che noi possiamo essere pieni dalla tua parola. Nel nome di Gesù così noi preghiamo. Amen. Ora la tolgo. Amen, buongiorno. Amen. Com'è bello essere qui, bello salutarvi. Questo pulpito continua alto, quindi significa che io non sono cresciuto. Rimango alla stessa altezza o addirittura ancora meno.
Sottolineo il fatto, no? Pastore Daniel ha fatto tutta questa presentazione, ma noi siamo sempre gli stessi, ma c'è qui anche una bella parte, insomma una bella fetta di questa squadra, no? Che sta lavorando per l'Italia. Ciao Davide, ciao Adriano, adesso vi ho visto lì. Pastore Daniel tesoriere comunque del Consiglio nazionale, Pastore Giulio il vicepresidente, no? Del Consiglio, il nostro fedele collaboratore. C'è anche Pastore Jean-Claude che è responsabile delle missioni, no? In Italia e all'estero, quindi la Chiesa di Venezia ha un ruolo importantissimo, insomma, nell'opera di Dio in Italia e non solo. Perché dico la Chiesa? Perché loro da soli non potranno fare niente, no? Se non siete voi ad aiutare, a stare insieme, a collaborare, a pregare per loro soprattutto, no? Prima o poi, vero Gian? Gloria a Dio, perché come ha detto Fernanda, ed è una realtà che l'abbiamo sentita nello Spirito, qui sicuramente è una casa di preghiera, una casa dove persone pregano Dio, amano il Signore, hanno un'intimità reale, no? Con la presenza dello Spirito Santo. Quindi è come veramente stare a casa, no? Essere abbracciati da questo ambiente è la cosa migliore che avremmo potuto scegliere per questa domenica. Amen? Io voglio già subito insieme a voi riflettere su quello che oggi, insomma, Dio ci parlerà. Sembra un cliché, no? Ma io avevo preparato un messaggio per la Santa Cena, riguardo la Santa Cena. Scusate, prima di continuare, voglio salutare la Chiesa di Verona, perché a Verona oggi, la domenica, noi non stiamo facendo il culto là. E quindi praticamente i fratelli di Verona ci stanno seguendo, sono qui con noi, no? Però attraverso la pagina Facebook, quindi mi mancate, un bacio a tutti voi. Possiamo fare un saluto a loro? Riuscite a fare un saluto? Ciao Chiesa! Ciao bellissimi! Ci vediamo in settimana, ci vediamo in settimana. Amen. Fatto questo, se no dopo arrivo là e mi prendo, Pastore, non ce n'è neanche salutato, Pastore. Amen. Appunto, quindi, riguardo la Santa Cena, però già ieri sera e stamattina mi sono venuti dei versetti in testa, era già insomma una parola che avevo portato qualche tempo fa in chiesa, lo Spirito Santo mi ha riempito il mio cuore insomma stamattina di questa parola di nuovo, quindi ho detto dai, vado, anche se non ho preparato molto bene, ma se Dio mi ha riportato tutto alla mente, tutto il cuore, perché sicuramente vuole anche riempire il vostro cuore di questa parola. Ma voi amate la parola di Dio? Amen? Amen? Io amo la parola di Dio. Quindi intanto vi chiedo gentilmente di stare in piedi, per cortesia, e fare questa preghiera insieme a me. Se tu hai la tua Bibbia o se tu hai il cellulare, no? Dove c'è la Bibbia, appoggia vicino il tuo cuore e facciamo questa preghiera insieme. So che abbiamo già pregato, ma pregare non è mai troppo, vero? E quindi preghiamo ancora affinché la parola di Dio possa veramente entrare, penetrare, no? Là solo dove lei può arrivare. C'è un posticino in noi che solo la parola di Dio può arrivare. Amen? E io so che oggi arriverà, riempirà e ci farà crescere, maturare, imparare e soprattutto conoscere più il nostro papà. Signore, grazie per la tua presenza qui, grazie per questa casa, grazie per questa famiglia, grazie Signore per questi adoratori e adoratrici, Signore, che sono qui in presenza di te. E noi, Signore, nello stesso Spirito vogliamo, papà, ora ricevere la tua parola. Vogliamo, Signore, lasciare fuori da questo locale ogni pensiero di preoccupazione, di ansietà, di quello che è successo durante la settimana o di quello che ancora succederà la settimana prossima. Signore, no, vogliamo, Signore, avere una mente libera, un cuore libero, Signore, l'anima rilassata e tranquilla nella tua presenza, perché ora, Signore, è il momento di mangiare e noi vogliamo mangiare, Signore, di questo banchetto meraviglioso che tu hai preparato per noi stamattina attraverso la tua parola. Quindi, Spirito Santo di Dio, guidaci, orientaci, Signore, vogliamo la tua unzione su di noi affinché la tua parola possa veramente, Signore, cambiarci, trasformarci, Signore, in te di gloria in gloria nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, dichiarare il nostro amore per la tua parola. Noi amiamo la tua parola, Signore, noi crediamo nella tua parola, noi vogliamo dichiarare, Signore, che la tua parola è la verità, Signore, e non sbaglia mai, non ha mai sbagliato e mai sbaglierà.
Spirito Santo di Dio, sei qui con noi, guidaci, guidaci, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Potete stare in piedi ancora? No, scusate, accomodatevi nel nome di Gesù. Accomodatevi. C'è un righello qua, lasciamo qui, probabilmente sarà di Elia. E lo lasciamo qui. Allora, dicevo appunto di questa parola, cercherò di essere sintetico, perché so che a volte basta poco, no, per comunicare quello che Dio vuole trasmettere, no? E oggi, appunto, già ieri sera, quando sono uscito da qua con i ragazzi, faccio i complimenti anche per l'organizzazione di ieri, è stato bellissimo, no? Qui con i ragazzi. E appunto stamattina mi è di nuovo tornata al cuore questa parola. Noi parleremo della Chiesa, ma non la Chiesa, parleremo della Chiesa. Stai confondendo. Perché? Perché noi sappiamo che ancora tanti hanno una visione, una percezione, un concetto sbagliato di Chiesa, no? Alcuni vedono la Chiesa come un'istituzione, come un'organizzazione, come una religione, no? E quindi perché hanno magari questa visione sbagliata della Chiesa, non comprendono la Chiesa, non fanno parte della Chiesa o magari pensano di far parte della Chiesa quando in realtà non hanno percepito la grandezza, la bellezza e il dono meraviglioso che è essere Chiesa. E quindi già qui vi dico una cosa, tu non fai parte di una Chiesa. Come no, pastore? Siamo qui, Chiesa CCMI? No, tu sei parte di una Chiesa, ok? Tu non frequenti una chiesa, tu non fai parte di un'organizzazione che ha un orario per iniziare, per finire, che ha un locale, un indirizzo, un telefono, un sito, una pagina Facebook. No, questo aiuta, sopporta la chiesa, ma questa non è la chiesa. Amen? La chiesa siamo noi, siamo io e te, sono le persone che credono in Dio, che hanno accettato questo invito meraviglioso di far parte di questa grande e meravigliosa famiglia. E quindi noi utilizziamo il nome Chiesa per dare nome alle nostre organizzazioni, per esempio la nostra, Chiesa Cristiana Missionaria Internazionale, ok? Ma la Chiesa non è la Cristiana Missionaria Internazionale, la Chiesa non è la Cattolica, la Chiesa non è la Adventista, la Chiesa non è la Battista, sono nomi di organizzazioni che aiutano e supportano la Chiesa nell'essere Chiesa. Per esempio, l'Apostolo Paolo, in tanti versetti, in tante delle sue lettere, lui insegna molto riguardo alla Chiesa. E mi piace perché lui riassume la Chiesa in praticamente 3 grandi concetti. Troviamo in Colossesi, troviamo alla lettera agli Efesini, troviamo anche per la Chiesa tessalonica. Paolo praticamente quando vuole parlare della Chiesa, insegnare riguardo la Chiesa, e ripeto che quando loro nel Nuovo Testamento parlavano della Chiesa, non avevano la nostra concezione di Chiesa. Perché la Chiesa, se noi vediamo nell'inizio, Atti capitolo 2, mi correggi Gian se sbaglio, quando succede la Pentecoste, quando lo Spirito Santo viene, quando Pietro viene lì, insomma, no? Inizia a parlare, a predicare, dal versetto 42 in poi di Atti capitolo 2, noi vediamo e percepiamo cos'è la Chiesa. E lì non si parla di un tempio, di un locale, di un orario, di un'organizzazione, di un sito web, no. Lì dice che la Chiesa erano persone che perseveravano nella fede, nella preghiera e nell'insegnamento degli apostoli, che si trovavano tra di loro nelle loro case, che condividevano ogni cosa che avevano, nessuno di loro aveva male o era in difficoltà, perché? Perché se uno stava male io facevo tutto il possibile per farlo stare bene, perché quando toccherebbe a me stare male so che qualcuno avrebbe fatto per me quello. E quindi la Chiesa si muoveva e tutti i giorni si trovavano, mangiavano insieme, andavano nel tempio insieme, si riunivano nelle case, quindi questa è la loro concezione di Chiesa.
Non c'era un nome, non c'era una targa, non c'era un statuto. Pensa una chiesa senza statuto, Giulio, com'è possibile, no? Non c'erano le dottrine scritte da qualche parte, non c'erano già l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, non c'erano queste cose. E quindi quando noi vediamo e troviamo il riferimento di chiesa, assemblea, ecclesia, stiamo parlando di questo movimento. Perché appunto la chiesa nasce come un movimento. E mi piace molto riprodurre questo insegnamento che pastore Elias Dantas, no? Dottore Elias Dantas porta in uno dei suoi libri riguardo alla Chiesa, e lui parla spesso di questo, che la Chiesa è un movimento, è un organismo vivo. E quindi la Chiesa purtroppo negli anni, nei secoli e in un determinato periodo della storia è stata tentata, condizionata, influenzata a lasciare di essere un movimento, un qualcosa dinamico, vivo, fatto da persone per persone, ed è diventato da movimento un monumento. E quindi qual è la differenza tra movimento e monumento? Il movimento è vivo, è dinamico, succede sempre, tutti i giorni. Non ha, e capitemi questa parola, un controllo. È libero, è illimitato, non ha confini il movimento. Ma il monumento sì, perché il monumento è statico, è rigido, è senza vita. E quindi la Chiesa, se noi guardiamo, osserviamo la storia della Chiesa, noi vediamo che la Chiesa, che all'inizio era un grandissimo movimento diffuso, che andava dappertutto, che ha raggiunto nazioni, continenti, che negli anni purtroppo è diventato un monumento. Abbiamo iniziato, dico abbiamo per non dare colpa agli altri, ma nel tempo abbiamo visto che questo movimento è iniziato a diventare monumento dei monumenti. Quindi da ora in poi funziona così. Da ora in poi questo movimento non avrà più tanta libertà, perché adesso sarà solo in questo locale, perché adesso sarà solo in questo giorno, perché adesso sarà solo dalle alle, perché adesso la preghiera è solo il primo giorno, perché adesso, e quindi abbiamo iniziato a irrigidire il movimento, facendolo diventare un monumento. E questo possiamo chiamare di pura e semplice religiosità. Trasformare movimenti in monumenti è il processo della religiosità. Quando iniziamo a non fare più le cose seguendo il movimento dello Spirito come Chiesa, ma iniziamo a fare Chiesa. E quindi non siamo più Chiesa, ma ora facciamo Chiesa. Non siamo più un movimento dinamico, vivo, come un organismo che si muove, ma ora siamo dei monumenti. Quando dico siamo, non dico noi qui, dico la Chiesa nel suo modo completo, complesso. Ed è quello che è successo. Quindi ora abbiamo locali, orari, norme, leggi, regole, e tutto così, e quindi mentalmente quello ha condizionato purtroppo noi come Chiesa, perché tanti di noi, soprattutto magari quelli che ancora sono immaturi, pregano solo la domenica mattina o apriranno le loro Bibbie, pastore già, solo la domenica mattina. Perché? Perché la domenica mattina è il giorno di fare Chiesa. E quindi facciamo Chiesa la domenica mattina, quindi apriamo la Bibbia la domenica mattina, preghiamo la domenica mattina, facciamo quella domenica. E quindi il movimento è diventato statico. Riuscite a percepire anche voi questo nella storia della Chiesa? E che oggi c'è un tentativo disperato da pastori responsabili di tornare indietro ad essere di nuovo movimento che non solo monumento,
Perché purtroppo, soprattutto le persone che magari sono ancora nel mondo, quando vedono la Chiesa, pensano nel monumento. Ah, devo entrare là, devo iniziare a fare questo, devo iniziare a fare quello, perché se divento credente allora devo fare questo, è un devo, perché devo fare, non devo essere. Perché purtroppo la Chiesa è diventata un fare e non un essere. Adesso faccio parte della Chiesa. No, tu sei la Chiesa. Amen? E quindi quando l'Apostolo Paolo ci parla e ci spiega, la prospettiva sua era del movimento e non del monumento. Appunto, come dicevo prima, gli esempi che lui ci porta, che sono bellissimi e che secondo me ci aiutano a capire questo movimento, è che lui per esempio parla della Chiesa come famiglia. La Chiesa è la famiglia di Dio, è il raggruppamento dei figli di Dio. Amen? Sei un figlio di Dio? E quindi sei Chiesa. La Chiesa è la famiglia di Dio. Dio è padre di tutti noi. E quindi quando parlo di Chiesa, leggo di Chiesa e sono Chiesa, io penso alla Chiesa come famiglia. E quindi quando noi veniamo qui, noi veniamo per trovarci in famiglia. E secondo voi non è troppo poco trovarci in famiglia 2 ore a settimana? Pensa alla tua famiglia, padre, madre, figli, figlie. E facciamo che da oggi tu troverai la tua famiglia solo 2 ore a settimana. Tu riusciresti a stare distanti dalla tua moglie, dei tuoi figli, tutta la settimana e trovarla solo la domenica? Beh, alcuni direbbero grazie a Dio, sì pastore, sì. Ma sappiamo, magari puoi fare 1 settimana, 2, ma già la terza settimana, anche se tuo figlio è vivace, anche se tua moglie è quella un po' così, anche se tuo marito è quello un po' così, ma non riesci perché è famiglia. E quindi io voglio stare con la mia famiglia sempre, tutti i giorni. Nei momenti belli, nei momenti meno belli. Perché? Perché famiglia è movimento. E quando c'è un movimento può succedere di tutto e quella è la bellezza della famiglia. Quando succedono gli imprevisti, quando succedono le sfide, quando sono i momenti belli, ma quello non succede se ci vediamo solo 2 ore a settimana. Quello non succede solo se noi ci troviamo con la famiglia in un solo locale, in un solo indirizzo, in un solo posto, in un solo modo, in una sola liturgia. No, la famiglia è libera delle liturgie, sì o no? Oppure tuo figlio tutte le mattine si alza e fa il papà, vuole entrare in tua presenza. Pensa a Pietro mi parlando queste cose. Giulio? Papà, buongiorno. Entro in tua presenza in nome di mia mamma, perché lei mi ha chiesto dei soldi a te per andare a fare le spese. Grazie ti do, papà. No. Non sto parlando di mancata riverenza, non sto parlando di... No, sto parlando di famiglia. E la Chiesa è famiglia. Noi siamo famiglia. E quindi quando noi finiremo il culto oggi qui, io dirò, quando rivedrò la mia famiglia? Solo domenica prossima. Troppo poco. Perciò loro, quando vediamo Atti capitolo 2, si trovavano tutti i giorni. Sempre. Sì, pastore, in un altro momento, in un altro contesto. Io so, però noi possiamo trovare le scuse che vogliamo per non essere famiglia. Ma se noi siamo Chiesa, noi siamo famiglia. Amen? Amen? Dì alla persona che è di fianco a te, volendo tu o no, noi siamo famiglia. Dì, se tu vuoi o no, se ti piace o no, se ti piace o no, noi siamo famiglia. Dovrai abituarti a questo. Non c'è verso, dovrai abituarti a questo. Amen? Un altro esempio che l'Apostolo Paolo ci dà, per esempio, è che la Chiesa, e questo mi piace tanto, è un corpo. Sì? Quindi la Chiesa è famiglia,
Guardate, ricordatevi che noi stiamo parlando del movimento, non del monumento. Perché se noi guardiamo il monumento non capiremo mai il movimento. Quindi la famiglia, che non può essere un monumento, per forza è movimento, e la Chiesa è un corpo, pieno di membra, una diversa dall'altra, una con uno scopo diverso dall'altra, una con una caratteristica diversa dall'altra, sì o no? E una che dipende completamente dall'altra. E quindi se prima c'era l'aspetto della famiglia, ora c'è l'aspetto del corpo, ovvero la dipendenza gli uni degli altri. Se tu sei e pensi di essere Chiesa e sei autosufficiente, ti devo dare una bruttissima notizia. Tu non sei Chiesa. Se tu pensi che nella tua vita tu riuscirai a fare tutto da solo, che sei capace di fare tutto, Atila è disperato lì che mi sta inseguendo con la telecamera, scusatele, non riesco a stare fermo. Se tu pensi che tutti i tuoi problemi tu risolverai da solo, perché io sono bravo, perché Dio mi aiuta, no pastore, io prego da solo, no io digiuno da solo, io leggo la Bibbia da solo, no pastore grazie perché io da solo, io sono autosufficiente pastore, no io non ho bisogno neanche di andare in chiesa, non ho bisogno. Se la Chiesa è un corpo in movimento e tu non sei attaccato a questo corpo, significa che tu non sei Chiesa. Tu magari stai facendo Chiesa, ma non sei Chiesa. Magari stai facendo Chiesa, facendo religione, facendo organizzazione, pregando, digiunando, leggendo, ma da solo, autosufficiente. Perché se la mia bocca sta parlando è perché il mio cervello ha dato il comando, è perché ci sono una serie, no? Di veni, organismi, cioè il sangue, insomma voi conoscete il corpo meglio di me sicuramente. Beh, abbiamo di fronte qui un dottore, quindi ahimè parlare di questo, ma la dipendenza gli uni degli altri. Famiglia, la voglia di stare insieme. Il corpo, la dipendenza gli uni degli altri. Io in qualche modo dipendo di Pastore Gian. In qualche modo c'è Atila qui, che Atila tu, o oggi o domani, io non so quando, io avrò bisogno di te. Pastori, nonna Sueli, ci sarà un momento della nostra vita, io prego Dio che sia sempre e spesso che io possa avere bisogno di voi e che voi possiate avere bisogno di me. Perché questo è Chiesa. La Chiesa è quando io ho delle mancanze e ho delle debolezze e quello non mi fa disperare. E quello non mi fa perdere la coscienza o l'equilibrio. Perché? Perché quando io ho qualcosa a me manca, io dico, ehi, ma io sono Chiesa. E quindi nella Chiesa io trovo ogni cosa che a me manca. Perché magari l'occhio, quando vede il cibo, desidera il cibo. Ma che cosa manca all'occhio? La bocca. L'occhio non riesce a mangiare il cibo che desidera, sì o no? E quindi l'occhio manda il messaggio al cervello dicendo, ehi, ho visto una cosa, però non riesco da solo. Ehi, non riesco da solo. E quindi, cosa facciamo? Ehi, bocca, c'è l'occhio. Chi ha visto? E già qualche ora fa lo stomaco mi aveva chiesto la stessa cosa. E quindi, visto che l'occhio desidera, visto che lo stomaco ha bisogno e che poi comunque tutto questo andrà a finire da tutte le parti del corpo, facciamo insieme questa cosa? Facciamo insieme, quindi pensate a tutti i movimenti che noi facciamo quando stiamo mangiando, solo perché l'occhio ha visto. E quindi solo perché Pastora Mariana ha bisogno, tutto il corpo si muove per aiutare Pastora Mariana. Ci siamo? Solo perché Adriana ha una necessità, tutto il corpo si muove per aiutare Adriana. Vi è chiaro? Il movimento? Perché se siamo nel monumento diciamo, ma guarda ad Adriana,
arrangiasi. Se vuoi, Adriana, domenica mattina alle 10 vieni qua, perché il monumento dice che è il momento di fare chiesa. Ma il movimento dice, ehi, e se magari possiamo usare bene il gruppo WhatsApp, no? O WhatsApp. Fratelli, guardate, che facciamo per quella famiglia? Pastori, come possiamo organizzare per aiutare Giulio? Si aiutavano, collaboravano, condividevano ogni cosa. E sapete, né sempre la condivisione è conseguenza di necessità. Perché a volte noi pensiamo che condividere o dividere quello che abbiamo è solo perché c'è il bisogno. Ma non è così. Io mi ricordo, guarda, un esempio che ho sentito di una testimonianza di un pastore, che un giorno lui stava, non so se era in casa sua, non so cosa faceva, squilla il suo telefono ed era un membro della sua chiesa, un imprenditore molto ricco, che lo chiama dicendo, pastore, ho bisogno di parlare con te, hai del tempo per me? Il pastore ha detto, sì, ci troviamo. Sono trovati a prendersi un caffè insieme e mentre lui stava andando a trovare questo uomo ricco, con una grossissima azienda, lo Spirito Santo ha detto, preleva 100 reais, perché era in Brasile, preleva 100 reais e dai a questo uomo. E il pastore ha detto, ma aspetta, lui è milionario, lui ha un'azienda enorme, ha un sacco di dipendenti, cioè si offenderà sicuramente, lui non ha bisogno. Farlo, ti sto dicendo io, tu non sei un monumento, tu sei un movimento. Farlo. Quindi lui ha fermato la macchina, Unicredit Bank, tac, prelevato 100 euro, ha messo lì in tasca, ha detto Spirito Santo, dimmi tu quando è il momento di... E quell'uomo ha iniziato a parlare delle sue difficoltà, della sua vita, e ad un certo punto lo Spirito Santo tocca nel cuore del pastore, il pastore tira fuori 100 reais, dice guarda io voglio farti questo regalo. E quell'uomo ha preso in mano quei soldi e ha iniziato a piangere, piangeva tantissimo. No, il pastore dice che lui dal pianto perdeva il fiato, di quanto piangeva. E lui è rimasto, oddio, che succede qui, no? E poi alla fine, quando quell'uomo è riuscito a riprendere il fiato a parlare, il pastore ha chiesto, ma perché sono 100 reais? Tu sei milionario, cioè tu sei messo male, sei nei debiti, cosa è successo? No, pastore. È perché io non mi ricordo l'ultima volta che qualcuno al di fuori della mia famiglia mi ha fatto un regalo. Perché le persone vedono che sono ricco, che sono un imprenditore, che ho quello, e nessuno mi ha più regalato niente, nessuno ha più condiviso niente, nessuno mi ha più invitato a mangiare, nessuno mi ha più offerto una pizza, nessuno mi ha più dato niente, pastore. E quindi non mi ricordo l'ultima volta che un fratello della chiesa, un amico mi ha invitato e mi ha regalato qualcosa. Perché a volte noi condizioniamo il condividere, l'essere corpo solo per la necessità. Ma il dare è molto di più della necessità, il condividere è molto di più della necessità. E noi non facciamo per necessità, noi facciamo per natura. Perché noi abbiamo la natura di Dio in noi, amen? Tu hai la natura di Dio in te, tu sei stato generato in Dio, in Cristo Gesù è presente la nostra essenza, la nostra natura. E la natura di Gesù è condividere, è dare. Amen? E quindi essere movimento, essere chiesa è essere e essere condividere. Amen? Un corpo che non si muove, cosa succede? Cosa succede a un corpo che non si muove? Muore. Facciamo una statua, facciamo un monumento. Perciò il corpo e la chiesa non è un monumento, è un movimento, perché ha bisogno di muoversi. E noi ci muoviamo in condivisione, come squadra, come corpo. Anche se il mio piede non vuole andare dove la mia testa sta comandando, ma lui va, perché? Perché lui fa parte del corpo.
Quindi ciò significa che per far parte del corpo, per essere corpo a volte, e quasi che molto spesso, non è esattamente quello che vogliamo. In portoghese, agora mi spiegò. Adesso la cosa è diventata un po' più... Succede o no? Che ne sempre per favore dell'altro, per collaborare per il corpo e nel corpo, è esattamente quello che volevamo. Risponde esattamente alle nostre aspettative. Ma noi non siamo monumenti, che abbiamo bisogno di qualcuno che venga sempre lì a pulirci, a consolare. No. Perché la statua lì, se è troppo ferma, cos'è? Viene polvere, sì o no? Rugginito, no, noi siamo in movimento. Noi siamo sempre in movimento, il corpo che si muove, che collabora, che aiuta, che è Chiesa. Amen? Famiglia e corpo. E l'ultimo, che non è ultimo, ma comunque di questi tre che più piacciono a me, Paolo parla che la Chiesa è un edificio vivo e abitazione dello Spirito di Dio. E quindi siamo famiglia, siamo corpo e siamo un edificio vivo dove residie, dove ha indirizzo sulla terra la presenza, la manifestazione di Dio. Solo Mariana dice amen? No, non ci credo. Amen? Siamo un edificio vivo. Siamo l'indirizzo di Dio sulla terra. Siamo la parte visibile del Dio invisibile. Siamo ciò che si vede del Dio che non si vede. Un edificio è visibile, tutti lo vedono. È costruito apposta per avere una visibilità. E noi, che siamo sempre in movimento, siamo l'indirizzo di Dio sulla terra. Ripeto, siamo la parte visibile del Dio invisibile. E quindi Dio ci ha fatto edificio vivo, abitazione sua residenza sulla terra, affinché chi volesse trovarlo fosse in cielo. Fosse in cielo a trovarlo? Dove? Qua o qua? Essere un patto. C'è una ragazza in chiesa che lei ha... L'altro giorno parlavo con lei, no? E si discuteva il fatto che lei voleva portare i suoi amici, i suoi compagni, no? In chiesa alla sala, no? Il locale. Pastore, invito, loro non vengono, secondo me loro non verranno mai in chiesa. Io ho detto, ma da quanto tempo è che tu conosci loro? No, da sempre, perché sono già 3, 4, 5 anni che siamo della stessa classe. E tu ti vedi con loro tutti i giorni? Sì, da lunedì a sabato, quando andiamo a scuola ci vediamo. E quanto tempo della tua giornata sei con loro? Durante il periodo della scuola e a volte anche qualche ora dopo, no? E quindi, e come mai tu stai dicendo che loro non verranno mai in chiesa? Pastore, perché io invito e loro non vengono in chiesa. Ma ascolta, ma tu mi hai appena detto che loro è da 5 anni che frequentano una chiesa? No, pastore, anzi, quando tu parli di chiesa, loro non vogliono venire. Ho detto, aspetta, tu non hai capito. Tu mi hai detto che tu ti trovi con loro già da 5 anni, che fai parte della stessa classe, tutti i giorni vedi loro. Sì, e quindi loro frequentano una chiesa da 5 anni. Perché? Perché, pastore? Perché tu sei chiesa. Sei tu l'indirizzo di Dio sulla terra. Sei tu l'edificio vivo e la presenza di Dio abita in te. E quindi le persone per conoscere Dio non devono per forza venire qua in questa sala. Ma le persone, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro, magari senza che tu stesso sapevi, stanno già frequentando la chiesa. Perché la chiesa non è un monumento, la chiesa è un movimento. E tu sei questo movimento.
E quindi, da quanto tempo è che magari la tua famiglia frequenta chiesa? Da quanto tempo è che i tuoi amici alla scuola o i tuoi compagni di lavoro già frequentano la chiesa? Perché la chiesa sei tu. Forse perché abbiamo una coscienza limitata, non abbiamo mai veramente vissuto questa realtà nella nostra vita. Abbiamo condizionato la loro conoscenza di Dio e della Chiesa al monumento. Un giorno, Signore, fammi portare questa persona in chiesa. E Dio dice, no, io ho già portato la chiesa a lei, sei tu. Signore, nel nome di Gesù io prego che mio marito venga in chiesa. E Dio dice, no, il tuo marito ha la chiesa in casa. Signore, i miei figli un giorno verranno in chiesa. E Dio sta dicendo, ehi, i tuoi figli sono nati già nella chiesa perché tu sei chiesa. Amen. Dobbiamo abbandonare la mentalità di monumento e di nuovo rientrare nel movimento della Chiesa di Dio, come famiglia, come corpo e come edificio vivo di Dio sulla terra. Ripeto, tu sei la parte visibile del Dio invisibile, quando sei Chiesa. Amen. Questa sarebbe l'introduzione. Questa sarebbe l'introduzione, ma ho capito che era quello che lo Spirito Santo voleva trasmetterci oggi. E quindi solo a titolo di informazione, di rivelazione a voi, dopo di aver parlato tutto questo, ora sarei entrato nella predica, che è, insomma, 3 segnali forti di una Chiesa che ama Gesù. Questo sarebbe il titolo della riflessione. E quindi voglio lasciarvi solo con i riferimenti dei versetti, quali sono questi 3 segnali forti, evidenti, di una Chiesa, di un movimento che ama Gesù e che riflette Gesù. E il primo, se volete lo scrivere, lo troviamo in Apocalisse capitolo 5, versetto 8, dove parla del pianto di Giovanni ricevendo la rivelazione di Dio di quello che sarebbe successo. E quindi il primo segno di una Chiesa che ama Gesù è la preghiera, l'intercessione, metterci nei panni degli altri. Giovanni lì stava ricevendo la rivelazione dell'Apocalisse e c'era la scena che non c'era nessuno per aprire i sigilli, non c'era nessuno per aprire il libro. E Giovanni dice, ma noi abbiamo bisogno di questo libro. Come non c'è nessuno che lo apre? La Bibbia dice che Giovanni piange, disperato, perché sapeva e conosceva la necessità che il libro fosse aperto. Ovviamente non entrerò qui, perché sennò prendiamo troppo tempo, ma una Chiesa che ama Gesù prega, vive, manifesta in sé la necessità del mondo. Amen? Quindi siamo una Chiesa che prega e una Chiesa empatica. No, noi stiamo bene, noi tra di noi viviamo bene, non ci sono problemi tra di noi, ok, però il mondo là fuori, secondo voi è tutto ok? Per voi va bene quello che sta succedendo al di fuori della nostra Chiesa? Va bene così? E quindi così come Giovanni piangeva disperato dicendo, Signore, che cosa facciamo se il libro non si apre? Signore, che cosa dobbiamo fare come Chiesa per questo mondo? Signore, qual è il nostro ruolo per salvare queste persone? Gloria a Dio che nel caso di Giovanni l'angelo ha detto, Giovanni stai tranquillo perché c'è uno, gloria a Dio, che è degno di aprire il libro, l'agnello di Dio. Lui aprirà, lui è la soluzione, lui verrà. Tranquillo Giovanni, ho visto la tua lacrima, tranquillo Giovanni, c'è una soluzione, sì. Continua ad essere Chiesa, continua a piangere, continua a avere questa empatia e questa sensibilità. Ehi, il monumento non ha sensibilità, il movimento ha sensibilità. La statua non ha sentimenti, non vede, non parla.
e noi non possiamo essere chiesa monumento, noi siamo una chiesa che si muove, e quando noi ci muoviamo noi abbiamo percezione e la sensibilità di quello che sta succedendo nel mondo. Questo è uno dei segni di una chiesa che ama Gesù e che è veramente chiesa. Non possiamo essere indifferenti alle cose che stanno succedendo fuori dalla nostra famiglia, del nostro corpo e del nostro edificio. Amen? Il secondo segno, e noi qui possiamo vedere anche un'altra metafora comunque riguardo alla Chiesa, e lì noi andiamo là nel Vecchio Testamento, Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 11, dove parla che la sposa, e qui è una parabola, è un paragone, è una metafora riguardo alla sposa, Dio come marito, Gesù come marito, la Chiesa come sposa, no? E qui dice che la sposa, capitolo 4, versetto 11, delle sue labbra scorrono parole dolci come il miele. E se siamo una Chiesa che è sensibile, siamo una Chiesa che sa utilizzare bene le sue parole. A volte come Chiesa noi condanniamo, giudichiamo, mandiamo tutti all'inferno. Ma una Chiesa che ama Gesù e che ha capito cos'è veramente essere Chiesa come movimento, sa, attraverso l'unzione dello Spirito Santo, attraverso la presenza di Dio in questo edificio, predicare, parlare, proclamare. Ricordiamoci che il Vangelo è una buona notizia. Ricordiamoci che il Vangelo è una buona notizia. Porta coscienza, porta risveglio, confronta, ma la sposa, ma la Chiesa delle sue labbra scorrono dolci parole. Io posso esortare con dolci parole. Io posso insegnare con dolci parole. Io posso essere duro con dolci parole. Facendo un piccolo riferimento, il versetto parla di miele e latte. Vero Mari? Ce l'hai lì? Ah, l'hai scritto. Velocemente, perché è bellissimo questo versetto. Se tu hai lì aperto, Cantici, capitolo 4. Ops. Leggo più alto: sposa mia, le tue labbra stillano miele, miele e latte sono sotto la tua lingua. Io quando penso a miele e latte penso di una promessa che il Signore ha fatto, vero Giulio? Al suo popolo, dicendo: io vi manderò ad una terra dove scorre abbondanza di vita. Miele e latte sta per abbondanza di vita. Le nostre parole devono portare vita. Appunto la Bibbia dice che nella lingua c'è il potere di vita e di morte. Ma la sposa, ma la Chiesa, ma il movimento di Cristo sulla terra non usa le sue parole per uccidere, ma usa le sue parole per dare vita. Non usa le sue parole per distruggere, ma usa le sue parole per costruire. Perché nelle mie labbra scorrono miele e latte, vita abbondante. Questa è la Chiesa che si muove. Amen? Andiamo avanti. E l'ultimo versetto, primo segno, la sensibilità, una Chiesa che ama, una Chiesa che non è indifferente.
Il secondo segno è una Chiesa che attraverso la sua proclamazione porta vita, costruisce, non distrugge. E poi, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 15 e 16, parla dell'atto pratico della Chiesa. Seconda Corinzi, capitolo 2, 15 e 16. Dice: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi siamo infatti come quei molti che... Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Noi siamo un profumo. La Chiesa deve fare la differenza, deve cambiare l'ambiente dove è inserita. E io vedo questo come gli atti di giustizia, di giustizia che la Chiesa pratica. Ok, siamo sensibili, percepiamo la necessità, percepiamo la condizione. Ok, abbiamo belle parole, abbiamo una buona istruzione, però è la pratica, è il darsi, è il profumare questo mondo, è seminare dappertutto, in qualunque terreno esso sia. Gli atti di giustizia, di misericordia, di compassione devono accompagnare la Chiesa di Cristo. Qualche domenica fa, no, nel battesimo della nostra Chiesa, ancora estate, parlando con Pastore Gian, Pastore Gian mi ha illuminato il cuore. Io lo chiamo Gian perché siamo confidenti, vero Gian? Siamo famiglia. E lui mi diceva: Pastore James, abbiamo i fratelli là a Mozambico, no? Fratelli in Africa. Ma sai, ho un'idea di compiere un atto di giustizia, di compassione. Cosa? E se iniziamo a comprare dei maiali, magari possiamo fare, no? Una cooperativa lì e magari iniziamo a insegnare loro come... Ho detto: ah, quindi non è solo pregare? Non basta solo mandare l'offerta? Mentre lui parlava io dicevo: qui si sta distruggendo un movimento e sto entrando nel movimento. Pastore, se facciamo questo, perché così diamo loro anche a loro l'opportunità di dare, perché se solo noi facciamo, solo noi stiamo dando, ma il bello non è dare, e quindi noi dobbiamo insegnare loro a dare. Come potranno dare se non hanno? Quindi noi adesso diamo una mano, facciamo, poi arrivare il punto che loro inizieranno a dare, perché è più bello dare. E se noi facciamo questo stiamo privando loro dal dare. Che movimento già! Atti di giustizia, di uguaglianza, di parità. Non siamo più colonizzatori, non siamo più coloro che gestiscono e comandano la cultura, no. Siamo coloro che promuovono il regno di Dio. Pace, gioia, giustizia. Dove quello che ho è tuo, ma quello che è tuo è mio, perché non c'è più il mio e il tuo, c'è il nostro. Sapete che noi, la prima persona del plurale, non è il plurale di io. Noi non sono tanti io, noi è la fine dell'io. Noi non sono tanti io, noi è la fine
dell'io. Quando arriva noi non c'è più io. È finito io quando arriviamo noi. Gesù che era il figlio di Dio, Matteo capitolo 6, ragazzi, io che sono il figlio di Dio vi insegno a pregare. Padre mio che sei nel cielo, santificato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, grazie del mio pane quotidiano, perdona le mie... Ha pregato così Gesù? Perché quando Gesù viene e porta il concetto del regno di Dio, lui ha cancellato io e lui inaugura il noi, Padre nostro. E quindi quando non c'è più io e noi, gli atti di giustizia ci vengono naturalmente. Amen? Una chiesa sensibile, una chiesa che proclama la buona novella, la buona notizia, e una chiesa che nella pratica manifesta la giustizia di Dio. Amen? Amen. Alziamoci insieme nella presenza di Gesù. Siamo chiesa, amen?